Canestrello è una pasta frolla, quindi si fa con farina. E parlando delle farine, oggi ci sono tantissime farine di tutti i tipi, grani che poi in realtà non si sa neanche da dove provengono, che tipo di grano sia. Ci sono tanti grani che magari possono provenire anche dall'est e possono essere anche contaminati. Noi lavoriamo con due mulini, uno Mulino della Giovanna, Mulino di Piacenza, piacentino, usano grani nazionali, e poi Mulino Quaglia, Mulino di Padova, che usa grano italiano e più alla macinazione a pietra. Già ha un valore aggiunto secondo me, perché comunque sono grani nazionali, grani che bene o male si sa da dove arrivano, possono essere piemontesi come meridionali, come sono delle nostre zone, non sono grani esteri, grani che uno non sa dove provengono, non sa che qualità possa essere e non si sa che additivi hanno messo in queste farine, perché oggi tanti usano farine di scarsa qualità, bassa qualità, e per ottenere, diciamo, per poter fare il pane, per poter lavorare, aggiungono dei prodotti chimici per avere una farina più o meno di qualità, però quella non è più una qualità di farina, quella è una chimica. Il burro usiamo burro di latteria, cioè burro che proviene dalla scrematura del latte. Questo è un burro che viene dalla scrematura del latte del Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano noi sappiamo che è uno dei migliori formaggi sul campo nazionale e internazionale, e le mucche che producono latte per il Parmigiano Reggiano devono mangiare più o meno fieno tutto l'anno oppure erba medica, e non mangiano mangime, non mangiano altri prodotti, quindi hanno un latte buono e una panna buona. Questo è il burro che proviene da quella scrematura di latte. Uova, usiamo soltanto uova fresche, quindi uova spaccate a mano. Noi sappiamo che in commercio ci sono anche i brick dove c'è bianco d'uovo, dove c'è il misto uovo, dove c'è solo rosso d'uovo. Anche lì brick di rosso d'uovo che non si sa che uovo è, quanti mesi ha, non si sa. Cioè questo è un uovo che è un allevamento qua vicino, un allevamento di casella, e praticamente io gli ordino le uova la sera e lui me le porta la mattina, quindi più o meno hanno un giorno. Comunque allevata a terra, la gallina allevata a terra, non in gabbia, e spacchiamo una a una. Noi usiamo solo rosso d'uovo spaccato uno a uno, cioè anche quando lavoriamo in inverno panettoni spacchiamo dei 5-6 kg di tuorlo d'uovo, ogni tuorlo è 20 grammi, quindi c'è da spaccare per una mattinata, però spacchiamo solo uova fresche. Tornando alla nostra pasta frolla, allora abbiamo detto che pasta frolla, quindi usiamo una farina abbastanza debole, cioè non una farina di forza. Le farine sono suddivise in vari tipi, sono farine di forza che sono più adatte per fare il pane, per fare pizze, per fare lievitati. Per una pasta frolla occorre una farina più debole. Però se noi non sappiamo se è una farina forte o una farina debole, per indebolire la farina misceleremo la farina col burro, perché miscelando la farina col burro non si sviluppa il glutine. Se noi lavoriamo farina e acqua oppure farina e uovo, si sviluppa il glutine, quindi più si lavora, più forma glutine, più l'impasto viene elastico. Invece nella pasta frolla non deve venire elastico l'impasto, noi dobbiamo avere un impasto molto, molto friabile, molto leggero. Di conseguenza mischieremo prima la farina col burro. Questo è un segreto che stai dicendo? Sì, sono piccole cose che poi rendono il biscotto più friabile. Esatto. La farina e il burro per primo impasto. Ah, devi dare anche la ricetta Sì. Che è scritta sul libro. Sì, la nostra ricetta. Se avete foglia e penna o state registrando. Adesso io impasto mezzo chilo di farina, comunque la dose è 1 chilo di farina, 600 grammi di burro, 300 grammi di zucchero e 6 tuorli di uovo. Non c'è lievito, non c'è niente. Quindi abbiamo detto prima partiamo con la farina e col burro. Il burro non deve essere sciolto, il burro deve essere appena morbido. Anche lì il discorso del burro è un discorso molto interessante, nel senso che i burri, io ho detto che uso burro del Parmigiano Reggiano, però
Purtroppo in commercio ci sono anche burri che provengono dal siero, cioè dallo scarto del formaggio, quindi chi produce formaggio poi rimane il siero, oggi con quel siero riproducono burro. Prima il siero veniva usato come alimento per i maiali, alimento per gli animali, era un gran buon alimento perché il siero. Oggi invece viene recuperato e si fa burro, ma quel burro, cioè, non è burro, è scarto del burro. Di conseguenza, lavorando un burro di quel genere, noi rischiamo di fare un biscotto che alla fine sa di formaggio. Quindi è bene, quando si compra un panino di burro, leggere che ci sia scritto burro proveniente da panna pastorizzata. Non tutti i burri c'è scritto provenienti da panna pastorizzata, e dove non c'è scritto è da dubitare che non sia burro del siero del formaggio. Oggi finora non hanno ancora spuntato i veri produttori di burro, perché è tutto chiamato burro e loro sono penalizzati chi fa il burro come si deve, perché c'è scritto burro, però dovrebbe essere burro di panna fresca pastorizzata. Adesso possiamo aggiungere i tuorli. L'uovo quando è fresco non si deve rompere il rosso, deve rimanere ben integro. E l'albume si deve staccare bene dal rosso. Vedete questo rosso è ben integro. Per cui canestrelli di Montebruno, gli ingredienti sono farina, burro, zucchero e tuorlo d'uovo. Non usiamo margarine. Assolutamente no. Mai, in nessuno dei nostri biscotti, in nessun nostro dolce usiamo margarine. Oltre al canestrello, che insomma il canestrello è un dolce tipico ligure, no? Tutti fanno e insomma tutti hanno sempre fatto il canestrello. In modo che lo zucchero si sciolga bene insieme agli altri componenti. Se noi la lavoriamo adesso, facciamo un biscotto, ora lo cuociamo subito, rischiamo di vedere alcuni puntini, qualche puntino, quello dello zucchero, che non sia ancora bene sciolto. Bisogna cercare di usare zuccheri abbastanza fini, non troppo granulosi. Comunque se si fascia in una pellicola, si mette in frigo a riposare, all'indomani si tira fuori un paio di ore prima perché altrimenti è troppo dura, non si riesce a stenderla, all'indomani l'impasto è perfetto. Noi infatti a fine lavoro si fa la pasta per l'indomani, quindi abbiamo sempre l'impasto un giorno per l'altro, non lavoriamo mai l'impasto lo stesso giorno. Allora, a questo punto con questa pasta uno può dilettarsi a fare quello che vuole, nel senso può fare un biscotto, può fare una crostata, può metterci delle gocce di cioccolato, può metterci dell'uvetta, insomma una pasta che è versatile, uno secondo la sua fantasia. Ora noi la stendiamo con il nostro stampino, faremo i canestrelli. Un'altra chicca di Antico Fornalegna da Carlo è quella di lavorare il lievito madre. Il lievito antico. Il lievito madre è un lievito di 80 anni
che comunque il lievito madre cos'è? Il lievito antico che usavano prima i panettieri quando non c'era ancora il lievito di birra. Il lievito di birra è stato inventato da Pasteur intorno alla fine del 1800, quindi prima di lì cosa c'era? Il lievito naturale. Esatto. Il lievito naturale che praticamente si usa rinfrescandolo ogni giorno. Cosa vuol dire rinfrescandolo? Prendendo un pezzo di lievito, io lo uso, un'altra parte la impasto con acqua e farina, io ho detto in parole povere, poi c'è tutta una sequenza, e quel pezzo si tiene per l'indomani. Per quello che il lievito, se è ben tenuto e ben lavorato, è eterno, cioè non muore mai. C'è chi usava dare una spennellata del bianco d'uovo, noi non lo facciamo più perché comunque il bianco d'uovo che sta lì spennellare, cioè non è bello. Però una spennellata, chi dava la spennellata del bianco d'uovo perché prendeva quel colore più dorato. Noi non lo facciamo, il canestrello rimane il suo colore così. E più o meno la cottura è su un quarto d'ora, 20 minuti, non devono essere troppo bianchi ma non devono neanche essere troppo coloriti, perché la pasta frolla quando esce dal forno cuoce ancora un attimino da sola, quindi si rischia che se si toglie il prodotto un attimino colorito finisce che brucia dopo. Poi chi piace una grattatina di scorza di limone, una goccia di marsala, quello, gli aromi sono a piacere, un pizzico di vaniglia. Noi non mettiamo niente perché secondo me gli aromi vanno a colpire le magagne.